When she said, no scar today, I didn't know just what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon. I wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play all out by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. It started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. I will do it my own way. It started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play all out by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. Go!
to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started to suit, wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life and start to live for your work. Bravo! Bravi ragazzi! 3 punti importanti! Sì, allora per quanto riguarda l'approccio, sicuramente non è stato l'approccio, appunto, come dicevi, nei primi 10 minuti che avevo chiesto alla squadra. Comunque anche sul 2-0, dopo 10 minuti per loro, ero molto fiducioso perché sicuramente ho dei ragazzi che hanno gli attributi. Quindi ho detto a loro di stare calmi, di continuare a giocare e tutto quanto. Sicuramente che dopo loro un quarto d'ora hanno raggiunto il bonus dei 5 falli, questo ci ha aiutato tanto. La squadra poi, come hai detto anche te, ha iniziato a salire sia a livello tattico che comunque anche a livello fisico, dovuto comunque a un loro piccolo calo, e il 2-1 diciamo che ci ha dato la scossa per recuperare la partita. Allora guardi, io sono subentrato da 2 settimane, praticamente a ridosso della partita scorsa persa col 7 Camini. E diciamo che la prima settimana abbiamo lavorato su come stare in campo e come difenderci. Diciamo che i risultati anche alla partita che abbiamo affrontato la partita scorsa, diciamo, si sono visti perché, diciamo, ci siamo organizzati bene e siamo ben stati in campo. Questa settimana abbiamo lavorato un po' più sulla costruzione del gioco, che comunque si è vista nei primi 20-25 minuti della partita, tant'è che siamo arrivati alla conclusione 4-5 volte dove abbiamo realizzato 2 gol, abbiamo preso un palo, abbiamo avuto un altro paio di occasioni importanti. E dopo, sempre nel corso del primo tempo, diciamo, degli errori che abbiamo fatto anche quando stavamo giocando bene è stato quello di fare falli inutili in posizioni del campo dove non c'era assolutamente bisogno. E questo qui sul 2-0, dopo aver colpito un legno, ci ha portato a fare il quinto fallo nella fase di attacco e quindi a prendere il 2-1 e a dare coraggio alla squadra avversaria, che se fossimo andati sul 3-0 a riposo sicuramente sarebbe andata in maniera diversa. Sì, allora per quanto riguarda il portiere sono veramente contento perché lui, prima di essere il portiere della mia squadra, è un grandissimo amico e ci conosciamo da 10 anni, abbiamo giocato per diversi anni insieme. Poi lui comunque è un ragazzo che ha un'esperienza immensa, visto che ha fatto comunque categorie anche molto più grandi e più importanti. E per quanto riguarda il pubblico, beh, fantastici, hanno supportato la squadra sempre dal primo minuto alla fine e sono contento che ci vengano a vedere in tutte quante le partite. Tocca lavorare sul piano atletico, continuare a lavorare sul piano atletico, tocca lavorare sulla costruzione del gioco, ovviamente perché ci abbiamo lavorato poco o nulla. Tocca lavorare sul piano mentale, quindi prendere questa squadra che adesso viene da un po' di sconfitte e cercare di fare qualcosa, di intervenire su questo aspetto.